L'educazione dice che ci si dà il buongiorno la mattina e se è Friday, non solo secondo te sta male, ma è te che va di Friday. Ma ci hai creduto veramente a quella storia là? Guarda, è vero, Sarà per uno. Se sei criceto è garantito un posto in paradiso. Se sei dente della ruota dell'ingranaggio ti danno una suite vicino a Dio e il premio miglior dente dell'ingranaggio 2013 e ruota 2014 futura. Non è vero! Ma fa il tuo, fallo bene, sii corretto e coerente, dai quel po' di più, ma la violenza psicologica non va, perché poi lo sai bene quanto tiro del culo perché dici non me le pagano, lo sai bene che non è vero che poi se guardi lei avrà un problema, non è vero, è posto paradiso e sei criceto non te lo danno. La mia massima forma di autocelebrazione non è essere né criceto né dentino e né rodellina, è fare il mio massimo risultato, quello che mi serve, che è obiettivamente interessante, nel minor tempo possibile, per poi avere la vita a disposizione, diventare il padrone del tempo e decidere se essere magari un po' cricetino, ma lo decido io, non lo subisco. Chiaramente vuol dire che snausichi prima, però non ti danno il posto in paradiso, mi sento sta responsabilità Mario, non te lo danno. Allora oggi ieri ho portato il carro ceramico a cambiare dell'italico, vado a rifilare il teutonico che ha cambiato un pisellino e vado molto contento all'appuntamento del mezzogiorno, non mi sento né criceto e né dentino. Secondo te sto male? La data di scadenza non la conosco, esci bravo, far tuo, fallo bene e poi va, viva la vita, vuol dire anche viva la vita. E il criceto, lascialo fare il criceto, sei umano, Sai capito il concetto? Tu dici uno che lo chiamate per il ristorante, vado a prendere il teutonico, carbo ceramico, dobbiamo frenare forte, dai, viva la vita, non essere criceto, fa l'uomo, bella per te.